Dopo 2 anni di sofferenza, finalmente la storica Fiera di Lonigo torna alla normalità. Nel 2020 il Covid aveva fermato tutto e i capannoni appena installati nel parco ippodromo, in questo splendido parco ippodromo, erano rimasti desolatamente vuoti e deserti. L'anno scorso, il 2021, è stato l'anno della ripartenza. Con grande volontà e determinazione, la città di Lonigo ha voluto dare a tutto il territorio il primo segnale forte di ripartenza. Lasciatemi salutare per primo un ospite davvero speciale. Viene dalla città di Izmail, a 180 km da Odessa. È un bambino, ha solo 10 anni, è spaurito, non conosce la nostra lingua. Si chiama Igor Petrenko. È un bambino di 10 anni che con i suoi 2 fratelli di 13 e 16 anni e con la nonna è stata la prima famiglia accolta nel nostro comune, anzi nella nostra comunità, subito dopo lo scoppio della guerra. Ovviamente la guerra ha peggiorato tutto, lo vediamo tutti noi cittadini, insomma il costo che stiamo pagando per l'emergenza energia, ma quello che sta emergendo in maniera sempre più chiara purtroppo è anche la mancanza di materie prime per la nostra agricoltura, perché negli anni passati si è preferito importare piuttosto che produrre il mais piuttosto che il grano. Adesso siamo in difficoltà. Abbiamo già chiesto all'Europa, ho già chiesto, essendo in Commissione Agricoltura, un intervento immediato in termini di risorse economiche, ma anche di revisione di strategie. È stata approvata qualche mese fa la PAC, la nuova politica agricola comune, e lì bisogna capire che dal 24 febbraio, dall'inizio della guerra, il mondo è cambiato, quindi bisogna investire di più in agricoltura, bisogna coltivare tutti i terreni possibili, e bisogna capire che l'agricoltura non inquina, ma è un elemento essenziale per la nostra economia, e quindi ripensare tutte quelle strategie che mettevano un po' sotto attacco a livello europeo il Made in Italy e la nostra agricoltura. Pensate che secondo l'Europa il vino piuttosto che il prosciutto, che il formaggio fa male. Allora noi che siamo dei buoni consumatori sappiamo che non è così, che tutto consumato in dimensioni accettabili fa bene, e soprattutto sappiamo che l'agroalimentare significa per il Veneto e per l'Italia economia, quindi va supportato ora più che mai se non vogliamo arrivare a un'emergenza e trovare gli scaffali vuoti. Siamo pienamente soddisfatti perché le risposte delle categorie economiche che oggi espongono ci sono tutte. Sappiamo bene che Lonigo è una città prettamente agricola, la parte del leone alla fiera di Lonigo la fa la meccanizzazione in agricoltura, il salone della viticoltura che abbiamo ideato ed inventato nel 1999 continua nel suo percorso di presentazione di innovazioni, di conseguenza ritengo di sottolineare proprio il coraggio che abbiamo avuto come amministrazione comunale per raggiungere questo obiettivo, un obiettivo che meglio di così, con la prospettiva di avere 2 giornate fantastiche primaverili, permetteranno di essere presenti a Lonigo, probabilmente, dico in senso anche quasi ironico, il mondo domani ci sarà a Lonigo, di conseguenza mi viene a consigliare ai cittadini di Lonigo di venire in fiera oggi o di venire lunedì e di rimanere a casa domani, perché già da ieri sera c'era una presenza al di là di ogni aspettativa. Sono felice e contento per me e per l'amministrazione comunale, ripeto, per il risultato raggiunto. Pierluigi Giacomello, sindaco di Lonigo, la fiera della ripresa ma anche della solidarietà. Ma direi la fiera del ritorno alla normalità.
Non è un fatto eccezionale che sia stato un profugo, un bambino di 10 anni dell'Ucraina a inaugurare la nostra fiera, ma deve essere una cosa che noi dobbiamo inquadrare nel ritorno alla normalità, perché è normale che noi pensiamo ai nostri figli, è normale che noi pensiamo al loro futuro, è tutto il resto che non è normale. Quindi questa fiera, che per noi è il ritorno alla normalità dopo 2 anni di sofferenza, quella normalità che solo un mese fa sembrava fosse ormai dietro l'angolo, poi nuove sofferenze sono apparse vicino a noi, ma il fatto di vedere un bambino dell'Ucraina che per un giorno è stato il sindaco dell'intera città e che inaugura la festa, la fiera più storica del Basso Vicentino e ovviamente della città di Lonigo, è un invito a tornare alla normalità. Queste sono le cose a cui noi dobbiamo pensare.